siamo. Bene, buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Educhiamoci, giornate per l'educazione organizzate dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e i moltissimi partner e media partner che ci hanno sostenuti a vario titolo. Ricordiamo alle persone che ci seguono da casa che siamo in diretta questa sera dal Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, stiamo trasmettendo sulla pagina Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo anche tutto il pubblico che è molto numeroso, ci sta seguendo in questo festival da tutta Italia e partecipa attivamente. Ringraziamo tutte le persone che ci sostengono anche rilanciando questo evento sui propri profili. Come sapete, il titolo di questa terza edizione del Festival Educhiamoci è Ci vuole coraggio a essere educatori, ad aiutare le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi a superare le loro paure, a crescere, e nella parola coraggio c'è anche la parola cuore, che è chiaramente molto importante in educazione. Ci vuole coraggio anche a parlare di educazione e per farlo, come avete visto, abbiamo degli ospiti d'eccezione e questa sera abbiamo un graditissimo ospite che accogliamo qui nel Teatro di Vittorio Veneto. Ricordiamo che tutto il programma del festival è scaricabile dal sito www.educhiamocivittorioveneto.it, dove trovate anche i link per tutti gli appuntamenti e tutti i materiali che rimangono a vostra disposizione. Prima di presentarvi l'incontro di questa sera, però vorrei dare la parola per un saluto istituzionale all'assessora Antonella Caldart, assessora del Comune di Vittorio Veneto, che ha fortemente voluto questo festival, e insieme a lei c'è anche Sonia Brescaccin, consigliera comunale del Veneto, regionale del Veneto. Grazie per essere qui, vi lascio la parola. Buonasera a tutte e a tutti, e vi porto il saluto del sindaco Miatto, di tutta l'amministrazione comunale che rappresento. Siete in tanti qui, ma siete in tantissimi anche a distanza. In questi giorni i numeri quasi quasi ci impressionano, Marco, perché continuano ad aumentare. E per questo davvero vi dico un grande grazie con tutto il cuore. E ci colpiscono i commenti, i suggerimenti, gli apprezzamenti che ci mandate, ma ci ha molto colpito anche una domanda ricorrente o un'osservazione ricorrente che ci fanno le persone che ci seguono a distanza, ed è: perché un comune piccolo in questo angolino d'Italia si occupa di educazione degli adulti? Di fatto istituzionalmente l'educazione degli adulti non compete a nessuno, non c'è un ministero che se ne deve occupare, non è una delega regionale, non è una delle cose di cui si deve occupare un comune. Noi abbiamo iniziato a farlo 3 anni fa con questo festival, praticamente dopo la pandemia, quando ci sono stati dati dei segnali dal territorio, dei segnali molto forti, evidenti, sia da parte della scuola, dagli insegnanti, dai dirigenti, che da parte dei nostri assistenti sociali e gli educatori che si occupano e che tutti i giorni hanno a che fare con i giovani. Ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava, che non c'era più sintonia tra i linguaggi dei giovani e i linguaggi e le modalità operative che noi usavamo per approcciarci e per educarli. Quindi ci siamo messi in discussione come educatori, e quando parlo di educatori intendo dai genitori agli insegnanti, agli allenatori sportivi che in questi giorni sono stati spesso tirati in causa, un po' tutti quelli che si occupano di educare i ragazzi. E abbiamo cercato di capire in che modo potevamo e dovevamo aiutarci. Questo è il motivo per cui abbiamo iniziato a ragionare di educazione per adulti, chiamando tra l'altro il festival Educhiamoci, quindi con l'intento di aiutarci, proprio di essere una vera comunità educante. Allora mi sono segnata alcune delle idee che ci hanno proposto i vari esperti che ci hanno seguito in questi giorni e che continuano a seguirci, che sono una dimostrazione per noi del fatto che
ci siamo messi probabilmente nella strada giusta, anche se evidentemente c'è tanto cammino da fare. Noi infatti ci siamo detti, non ci basta più educare nel senso classico, no? L'ex ducere, tirar fuori, ma dobbiamo probabilmente conducere, cioè accompagnare i giovani e i bambini, i ragazzi e le ragazze in questo loro percorso. Ed ecco che ci è venuta a supporto la professoressa Roncari, che ha definito i nostri giovani, bambini in modo particolare, bambini digitalmente modificati. Quindi lei dice il nostro compito è quello di aiutare questi bambini a divenire quelli che lei ha definito adulti generativi, cioè adulti capaci di socializzare. E questo è uno dei primi compiti, cioè metterci in connessione per aiutarli a ridare loro la possibilità di diventare socializzanti. E l'altro punto che ci ha spinto a lavorare a questo festival è il tema della responsabilità. Noi come educatori dobbiamo sentire e sentiamo fortemente la responsabilità di questo compito. Il dottor Lancini ieri ci ha detto: noi adulti diciamo spesso ai bambini sii te stesso, però gli stiamo dicendo sii te stesso a modo mio. Quindi usiamo condizionamenti, parole, gesti che non permettono al bambino, anzi non permettono a noi di identificarci con i nostri ragazzi, con i nostri bambini. Quindi l'ulteriore sforzo è proprio questo. Il professor Rizzolatti ci ha parlato di empatia quando ci ha parlato di neuroni specchio, quindi di trovare questa empatia, di riuscire a comunicare, a identificarci addirittura con i nostri ragazzi. Ieri sera la professoressa Lucangeli ci ha parlato di alfabetizzazione emotiva degli adulti, quindi questo percorso di comprensione dei bambini, dei ragazzi, che deve passare appunto anche attraverso la relazione e la responsabilità. Ecco, concludo con ciò che il professor Zoia ci ha detto. Il vero adulto, per essere tale, per essere educatore, deve essere fiero di essere padre, madre, fiero di essere un insegnante, fiero di essere un allenatore sportivo, fiero di essere un educatore. Per essere fieri vuol dire che abbiamo scelto di esserlo. In questo modo io credo noi possiamo creare una vera comunità educante, e questo è un po' il compito che ci siamo dati con questi incontri. Ovviamente non lo facciamo da soli, lo facciamo grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Questa sera abbiamo un ospite eccellente, senza nulla togliere agli altri, perché effettivamente abbiamo avuto e avremo ancora nei prossimi 2 giorni interventi molto qualificati e qualificanti, però l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo grazie anche a tutti i partner che a vario titolo ci supportano. Primo fra tutti devo ringraziare, e lo faccio davvero con grande piacere, la nostra banca di credito cooperativo Prealpi San Biagio, questa sera qui rappresentata anche dal presidente Antiga, che condivide con noi, perché ne abbiamo discusso a lungo, non è una sponsorizzazione perché gliel'abbiamo chiesta, ma è una sponsorizzazione che si basa proprio sulla condivisione di principi. Quindi grazie a loro, grazie a chi ci segue, grazie soprattutto a voi per continuare ad alimentare questo nostro bisogno di educarci. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, un saluto mio personale ma soprattutto della Regione del Veneto. Il tema di quest'anno l'hanno introdotto molto bene delle giornate dell'educazione è il coraggio ed educazione. Mi sento di aggiungere anche la volontà e la passione dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto di decidere di porre attenzione ed energie alle persone e ai cittadini. L'avevo pensata prima di venire qua, penso che le parole dell'assessore Caldar dicano molto bene di quella che è stata la volontà e la passione di questa amministrazione insieme a tutti coloro che hanno realizzato questo in questi 3 anni, di quelli che sono i principi solidissimi e gli obiettivi importantissimi che sono alla base di questa organizzazione.
e quindi di prestare attenzione non soltanto in chiave di risposte a bisogni specifici, alle fragilità dei singoli, ma anche e soprattutto di creare le giuste condizioni per la crescita di qualità delle persone. Attenzione in primis ai giovani, l'ha detto bene l'assessore Caldart, per offrire loro delle opportunità per affrontare la crescita e le sfide, potendo cogliere le molte buone occasioni che hanno i giovani d'oggi e che però meritano anche di essere messi nella condizione di poterle cogliere nel migliore delle opportunità. E quindi attenzione anche agli educatori, e in qualche modo siamo un po' tutti educatori, in primis i genitori, la famiglia, la scuola certamente, ma le istituzioni ce lo stanno dimostrando concretamente, e ognuno di noi come individuo nella vita di tutti i giorni. Quindi queste giornate sono da un lato un patrimonio inestimabile di eventi di elevata qualità, e apprezzeremo subito quello di questa sera col professor Galimberti, che sono e restano online a disposizione di tutti gratuitamente, e di questo ringraziamo il Comune e tutti coloro che lo permettono, ma che sono anche secondo me un momento di cura per chi vuole coglierla e sa coglierla, per alimentarci di sentimenti buoni, di conoscenze utili, di capacità di ascolto, in qualche modo dico di quell'umanità che dà valore alla vita di tutti quanti noi come singoli individui, ma anche di tutti quanti noi nella comunità, e penso che queste siano cose importantissime, che una realtà, dice l'assessore, perché un comune piccolo poi tanto piccolo non è, ma rispetto alle grandi città lo è, però l'educazione aspetta a tutti, qualcuno deve avere il coraggio di prendere in mano questo compito e di trascinarci un po' tutti nei nostri ruoli, con le nostre possibilità, a essere parte di questo processo educativo in un momento di grandi cambiamenti, che quindi ci chiede anche di focalizzarci in modo diverso rispetto al nostro modo di essere tra di noi e soprattutto rivolto ai giovani. Buona serata e grazie di cuore all'amministrazione. Grazie Sonia Brescaccin, grazie Antonella Caldart. Entriamo quindi nel vivo di questa serata, una serata che si intitola Ripensare l'educazione verso un sostegno autentico ai giovani. Lascio la parola al professor Umberto Galimberti. Buona serata a tutti. Buonasera. Allora, cominciamo a dire che i giovani oggi stanno male. Stanno male perché sono entrati in quella stagione che Friedrich Nietzsche aveva annunciato nel 1880, la stagione in cui si sarebbe entrati nell'età del nichilismo, che lui definisce con 3 battute: manca lo scopo, il futuro non è una promessa, manca la risposta al perché devo lavorare, perché devo studiare, perché devo stare al mondo. Terza battuta: tutti i valori si svalutano. Che i valori si svalutano non è una cosa interessante, perché i valori non sono, tutti parlano di valori, io quando sento questa parola dico, si vede che la gente ha bisogno di sciacquare la lingua. I valori non sono delle entità metafisiche che piovono sulla società, i valori sono dei coefficienti sociali che una società adotta perché li ritiene i più idonei a ridurre la conflittualità, niente di più, niente di meno. Prima della rivoluzione francese la società era organizzata secondo valori gerarchici, dopo la rivoluzione francese si è organizzata secondo valori di cittadinanza e di uguaglianza, almeno formale, sono cambiati tutti i valori e non è finita la storia. Meno male che i valori cambiano, se no saremmo ancora all'età dei babilonesi. Ma le prime 2 battute sono feroci: manca lo scopo, il futuro non è una promessa. E bene farebbero i genitori e soprattutto i nonni, mi riferisco ai nonni perché sono quelli che hanno la mia età, a non dire ai miei tempi, perché ai miei tempi il futuro era una promessa, era lì ad aspettarci.
Io mi ricordo di aver insegnato in un liceo, prima, seconda, terzo liceo classico, quando ancora non ero laureato. Siccome una professoressa era in gravidanza critica, mi hanno chiamato a supplirla per un anno intero. Non ero ancora laureato. Perché? Perché non c'erano filosofi. Se oggi uno si laurea in filosofia, la prima cosa che si deve mettere in mente è che non insegnerà mai filosofia. In questo tempo, ai miei tempi, non lo si deve dire mai ai giovani, perché ai miei tempi il futuro era lì ad attendermi, mentre adesso il futuro non è lì ad attenderli. E se non è una minaccia il futuro, come dice giustamente Miguel Benassayag, filosofo argentino che lavora a Parigi, in un bellissimo libro intitolato L'epoca delle passioni tristi, dedicato ai giovani, se non è una minaccia certamente è imprevedibile. E se è imprevedibile non retroagisce come motivazione. Donde la seconda battuta? Manca la risposta al perché mi devo impegnare, perché mi devo dar da fare, e al limite perché devo stare al mondo. Guardate che sono tanti i giovani che si suicidano, sono molti, non sparo numeri perché non mi piace dire cose che non sono state verificate, ma sono molti. Ci sono 3 milioni di anoressiche, che non sono poche, ci sono 2 milioni di autolesionisti, ci sono 200.000 che praticano, hanno quella sindrome Kikimoru, quella sindrome giapponese per cui stai chiuso nella tua stanza davanti a un computer, i genitori ti portano da mangiare, ti portano quello che ti serve per i tuoi bisogni fisiologici, non escono mai da quella stanza finché dopo 2 anni di solito si suicidano. I giovani stanno male. A proposito del nichilismo, Martin Heidegger, commentando questa frase di Nietzsche, che chiamava il nichilismo l'ospite inquietante, dice che l'ospite inquietante è inutile metterlo alla porta perché già da tempo si aggira per la casa. Nostro compito, dice Heidegger, è di guardarlo bene in faccia. Solo che la gente fa fatica a guardare bene in faccia il nichilismo. Perché? Come un effetto della cultura cristiana, perché il cristianesimo ha sempre guardato al futuro in termini positivi. A differenza dei greci che pensavano che il tempo fosse un ciclo, da pensare come lo pensano gli agricoltori, inverno, primavera, estate, autunno, e poi ricomincia un nuovo ciclo, e chi ne aveva visti molti, che erano le persone anziane, potevano insegnare a chi ne aveva visti pochi, che erano i giovani. Il cristianesimo cambia invece la struttura del tempo e lo concepisce non come un ciclo ma come una rettilinea dove il passato è male, il peccato originale, il presente è redenzione, il futuro salvezza, il futuro assolutamente positivo. La scienza, che di solito viene contrapposta alla religione, è profondamente cristiana. Pensa allo stesso modo, pensa che il passato sia negativo, ignoranza, il presente è ricerca, il futuro è progresso, cristianesimo laicizzato. Sotto questo profilo anche Marx è un grande cristiano, pensa che il passato sia male, ingiustizia sociale, il presente fare esplodere le contraddizioni del capitalismo, il futuro giustizia sulla terra. Anche Freud, che scrive un libro contro la religione, pensa che nevrosi, traumi si formano nel passato, nel presente terapia, nel futuro guarigione. Tutto è cristiano in Occidente, tutto. Quindi la distinzione tra atei, credenti, laici, agnostici, tutta roba che non ha nessun significato. Perché tutti sono cristiani, tutti pensano che il futuro porti rimedio ai mali del presente, tutti sono animati da quella categoria che giustamente Pasolini aveva tolto dal suo vocabolario, che si chiama speranza.
perché che cosa vuol dire sperare? Sperare significa consolare le persone facendogli credere che il futuro porta rimedio ai mali del passato. Io quando sento i politici che dicono speriamo, auguriamoci, auspichiamo, sono tutte parole della passività. Il futuro non porta nessun rimedio al passato. Il futuro è un tempo come tutti gli altri. È solo la cultura cristiana che ha conferito al futuro una dimensione assolutamente positiva, che poi ha fatto la sua ricaduta in tutte le versioni dell'Occidente, che si chiami scienza, che si chiami sociologia, che si chiami medicina, che si chiami psicologia. Il futuro è sempre una promessa. Non è vero, non è vero. E sono qui i giovani a dimostrarlo che non è una promessa. E quando il futuro non è una promessa e non reagisce come motivazione, è un disastro, perché la nostra vita non va avanti perché qualcuno ci spinge, va avanti perché qualcosa ci attrae. E se il futuro non attrae, è chiaro che scatta la demotivazione, l'indifferenza. Anzi, io sono convinto che i giovani oggi bevono e bevono tanto, si drogano, sì, si drogano. Adesso non so qui a Vittorio Veneto, ma io forse sono condizionato dalla cultura milanese. Non credo tanto per il piacere che possono dare questi elementi, può darsi. Io non li ho provati, non perché sono virtuoso, ma perché sono nato in una stagione in cui non c'erano. Magari fossi nato in una stagione giusta, avrei provati anch'io. Ecco, ma penso che si drogano assumendoli per una sorta di anestesia. Si vogliono anestetizzare dall'angoscia che provano quando sporgono il loro sguardo sul futuro. E si anestetizzano così, quindi vivono l'assoluto presente 24 ore su 24 in presa diretta, senza sporgere lo sguardo sul futuro. Detto questo come scenario, ed era necessario che lo dicesse, perché la si smetta di pensare che le cose nel futuro vadano meglio se non si fa niente nel presente. Cominciamo a vedere come nascono i bambini, come crescono. I bambini non sono come le piante, non basta metterli al mondo, non è che crescono come le piante, crescono attraverso dei processi educativi. Bene, i bambini cominciamo a capire una cosa, perché quando uno è giovane avrà avuto un'infanzia, e già nell'infanzia sono avvenuti disastri spaventosi, che qui elenco con estrema chiarezza. Dobbiamo sapere che Freud ci dice che nei primi 6 anni di vita si formano definitivamente. Ci sono degli avverbi, definitivamente, che significa definitivamente, cioè che non c'è un rimedio successivo a questo. Sono delle cose irreversibili. È solo la speranza che fa credere che tutti i mali possono essere risolti. Non è vero. Ci sono dei processi irreversibili. Beh, si formano definitivamente le mappe cognitive e le mappe emotive. Mappe cognitive significa modo di conoscere il mondo. Dopo è chiaro, crescendo conoscerai tante cose, ma il taglio che dai alla tua conoscenza te lo formi nei primi 6 anni di vita. Mappe emotive. Risonanza emotiva rispetto agli stimoli che senti dal mondo. Che effetto ti fanno gli stimoli del mondo? Questa è la risonanza emotiva. Freud diceva che queste forme si formano entro i primi 6 anni di vita. Le neuroscienze sono un pochino più severe, dicono che si formano definitivamente nei primi 3 anni di vita. E come li passano i primi 3 anni di vita i nostri ragazzi, i nostri bambini? Li passano come possono, come gli capita. Un po' di nido, un po' di asilo, un po' di babysitter, un po' di cartoni animati, dopo un po' anche un po' di telefonini, così, come capita. Ora i bambini fanno vedere ai genitori le loro mappe cognitive ed emotive. Come? Non so, quando disegnano, quando fanno i loro scarabocchi, con i colori che usano, sui contenuti dei loro disegni.
viene a casa la mamma la sera, con questo non accuso le mamme perché poverette oltre a lavorare devono anche curare le case e curare i figli, perché i padri se ne occupano abbastanza poco. Allora il bambino fa vedere alla mamma quello che ha fatto e la mamma gli dice sì, però adesso devo fare da mangiare, te lo guardo domani, domani vuol dire mai. E così il bambino comincia a ricevere una prima bella ferita alla costruzione della sua identità, perché la conclusione che trae è quello che faccio io non conta niente. Ora, dovete capire una cosa, l'identità, nessuno di noi ha un'identità per il fatto che è nato. L'identità è un dono sociale, sono gli altri che ce la danno la nostra identità, attraverso il loro riconoscimento o il loro misconoscimento. Se una mamma dice al bambino, man mano che si muove e fa dei progressi, delle cose positive, gli dice che è bravo, e poi magari quando va a scuola glielo dice anche la maestra, c'è la possibilità che cresca con un'identità positiva. Se la mamma comincia a dirgli che sei un deficiente, sei un cretino, e poi glielo dice anche la maestra, c'è la possibilità che cresca un'identità negativa. Quello che dobbiamo capire è che l'identità è un dono sociale. La società viene prima dell'individuo, concetto che i cristiani non hanno, ma che avevano bene i greci. Aristotele dice che se uno entra in una comunità e pensa di poter fare a meno degli altri, o è bestia o è Dio, non è un uomo. Perché c'è il riconoscimento? Anche gli adulti quando vanno a lavorare, da dove gli viene la loro identità? Se hanno una promozione hanno un incremento di identità, se gli fanno il mobbing hanno un decremento di identità, una demotivazione, una depressione, al limite anche un gesto estremo. L'identità è un dono sociale, non ce l'abbiamo per natura, l'abbiamo per interazione sociale. E allora vogliamo metterci in mente che la società viene prima dell'individuo? Ho detto che i cristiani fanno fatica a capire questa cosa, perché per i cristiani la cosa più importante è salvare l'anima. E siccome l'anima la salvi individualmente, porro unum necessarium est serbare animam. E allora la società viene dopo. Sant'Agostino, per esempio, diceva che lo Stato non deve provvedere al bene comune, a quello ci pensa la religione. Lo Stato deve semplicemente togliere gli impedimenti che si frappongono alla salvezza dell'anima. Quindi viene fuori da qua l'individuo come monade solitaria rispetto a cui la società non ha nessuna influenza. E giustamente Rousseau diceva che i cristiani non sono buoni cittadini, lo possono essere di fatto ma non di principio, perché di principio quel che per loro conta è salvare l'anima, non il bene della società. Poi possono essere anche dei bravi cittadini, ma di fatto, non di principio. Prova o non prova, da questo individualismo introdotto dal cristianesimo nascono tutte le brutte cose della società, innanzitutto le personalità egoiste, narcisiste, il disinteresse per il bene pubblico, non pagare le tasse, perché la società viene dopo, no, viene prima, perché è il fondamento della tua identità della società. Va bene, andiamo avanti, se no mi arrabbio troppo. Poi i bambini cosa fanno? Con i bambini bisogna parlare molto, 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 perché i genitori non lo sanno, ma per parlare con i loro figli hanno tempo 12-13 anni, da 0 a 12-13 anni. Dopo le loro parole sono parole vane. Devono usare questo tempo. I padri di solito non parlano con i bambini perché si annoiano. Le madri parlano, ma parlano a livello fisico. Non uscire con i capelli bagnati, stai attento, copriti bene, stai attento quando attraversi la strada. Mai una domanda psicologica che magari il bambino comincerebbe a sollevare l'ambito dei suoi pensieri. Mai una domanda sul tipo non so, sei felice? E uno incomincerebbe a pensare che cos'è la felicità e se mi riguarda oppure no. No, queste cose non succedono. In cambio di tutte le parole mancate,
I bambini sono compensati dalle parole mancate con un'infinità di giochi. Io non so se siete entrati mai in qualche cameretta di bambini, pieno di giochi, pieno di giochi. Perché i bambini ricevono regali a Pasqua, regali a Natale, regali al compleanno, regali quando fanno i compleanni gli amici, pieni di regali. Qui i genitori fanno un disastro, di cui si accorgeranno quando i ragazzi saranno adolescenti, perché i semi poi germogliano. E il disastro consiste nel fatto che se tu riempi la stanza dei bambini di regali, uccidi il desiderio, perché il desiderio è mancanza. Tu desideri quello che non hai e quindi ti attivi per averlo, ma se hai prima ancora di desiderare, quello che muore è il desiderio. E quando dopo i ragazzi in età adolescente vengano a dire a mio figlio non interessa niente, non desidera niente, e chi ha seminato queste belle cose? Chi li ha accontentati in ogni loro desiderio? Chi gli ha fatto pensare che basta desiderare per avere? Chi è che gliel'ha insegnato questo? Poi i bambini vanno a scuola elementare. E qui un altro sport dei genitori è quello di parlare male della maestra, così, per far vedere che loro ne sanno di più della maestra. Che sforzo, ragazzi. Le maestre stanno facendo un grande lavoro, perché la scuola elementare è l'unico settore scolastico in cui gli insegnanti non si limitano a insegnare, non si limitano all'istruzione, ma si dedicano anche all'educazione, perché dalla prima media in poi i processi educativi non accadono più, non si educa più. E dico con estrema chiarezza che la scuola italiana istruisce quando ce la fa, ma non educa. Questo lo faremo vedere per bene dopo. Intanto occupiamoci dei genitori che parlano male della maestra. Per sport, si fa vedere che sono più bravi, che ne sanno più di lei. Qual è il risultato? Può darsi che qualche maestra non funzioni, ma non dovete parlare male neanche di lei davanti al bambino. Perché il danno che fate, o il danno che si fa, parliamo all'impersonale così non vi sentite accusati, il danno che si fa è un danno che va a ferire la dimensione affettiva del bambino, perché quando un bambino va a scuola fa la prima differenziazione affettiva. Che significa? Che prima ama solo i genitori, quando va a scuola ama anche la sua maestra. Oggi le maestre si chiamano per nome, no? Non sono più maestre terrificanti come quelle che ho avuto io. E allora ama anche la maestra. Se tu parli male della maestra, crei nel bambino una ferita affettiva, non solo una contraddizione, ma dove dirige la sua affettività? Dove la dirige? La ferita affettiva viene segnalata da Eugen Bleuler. Eugen Bleuler è stato lo psichiatra della seconda metà dell'Ottocento e prima metà del Novecento, che ha tematizzato la schizofrenia e dice che il primo sintomo della schizofrenia è una ferita affettiva. Ora non dico che i ragazzi diventino schizofrenici se i genitori parlano male con la maestra, non lo dico, ma certamente non gli fa un servizio, certamente lo induce a pensare che è meglio non fidarsi di nessuno a questo punto. I frutti si vedono nell'adolescenza, ma bastano queste piccole cose per far capire che devi stare molto attenti quando parli con i bambini, devi stare molto attento a non riempirli di giochi, devi stare molto attento quando ti fanno vedere delle cose, perché i processi educativi dal punto di vista genitoriale finiscono sostanzialmente intorno ai 12-13 anni. Dalla scuola elementare si passa alla scuola media inferiore, che è il settore scolastico più disastrato. Non so se da voi, parlo sempre a livello metropolitano, il più disastrato, non so perché. Mi sono fatto un'idea io, probabilmente i professori che insegnano alle scuole medie inferiori avevano vinto magari un concorso per insegnare nelle scuole medie superiori, poi non c'erano cattedre, sono finiti in quelle inferiori e lì, da demotivati.
La scuola media inferiore è una scuola delicatissima, perché è un passaggio dall'infanzia all'adolescenza. È un'età molto incerta, è un'età in cui compare la sessualità. Sessualità che i ragazzi hanno già conosciuto attraverso i telefonini e l'hanno imparata dal porno. E si sono fatti l'idea che l'amore è quella roba lì. Quindi quando io sento parlare di educazione sessuale a scuola eccetera, sì, va benissimo, però non pensate che i ragazzi le cose non le sappiano, sanno già, le sanno male, perché se tu conosci la sessualità quando ancora non hai pulsioni sessuali, perché i ragazzi frequentano il porno già da 7-8 anni, quando hanno 7-8 anni, come hanno un telefonino ci arriva subito. Allora incominciano a conoscere una sessualità senza una partecipazione psicologica alla dimensione sessuale, perché non ce l'hanno ancora questa dimensione psicologica. La dimensione psicologica incomincia a fare la sua comparsa intorno ai 12-13 anni. E allora pensano che l'amore sia quella cosa lì. Dopodiché e praticano anche, se la sessualità prosegue la sua strada sganciata dalla partecipazione psicologica, perché l'ha imparata nel suo isolamento e non in connessione alla dimensione psicologica, è un bel disastro, e hai quelle manifestazioni di cui parleremo più tardi. Che cos'è la sessualità? La sessualità non è una cosa che si aggiunge alla tua visione del mondo, no? Io ho una visione del mondo, compare la sessualità, si aggiunge anche quella. No, la sessualità ti obbliga ad una riconfigurazione radicale della tua visione del mondo. Quando noi diciamo che i giovani sono in crisi, che gli adolescenti sono in crisi, che passano dall'entusiasmo esasperato e senza limiti alla depressione sconfinata fino all'ideazione di suicidio, quando fanno queste oscillazioni in questa età incerta dove la razionalità non c'è perché i lobi della razionalità, che sono nei lobi frontali, arrivano a maturazione a 20 anni, per cui sono in balia delle loro pulsioni. Ecco, la sessualità li mette in crisi. Crisi è una parola greca che viene da crino. Crino vuol dire giudico. Devo cambiare il mio giudizio sul mondo. La sessualità ti obbliga a cambiare il tuo giudizio sul mondo. Se prima quando vedevi un tramonto ed eri un bambino dicevi il sole va a nanna, poi quando fa la sua comparsa la sessualità, un tramonto diventa una dimensione erotica, una dimensione romantica, cambia significato. E non solo il tramonto, tutte le cose cambiano significato. Il mondo viene visualizzato sotto quel profilo, che prima non c'era. E allora questa grande trasformazione dovrebbe essere curata, no? Secondo me. Come fai a curarla? Se diventi professore senza aver mai incontrato nella tua formazione un libro di psicologia dell'età evolutiva e ha a che fare tutti i giorni con ragazzi in età evolutiva, spiegatemi che coerenza c'è. Come si fa a diventare professore senza aver mai studiato un libro di età evolutiva e avere a che fare tutti i giorni con ragazzi in età evolutiva? Questa è la vera riforma della scuola, non fare le riunioni di classe, i registri elettronici, robe di questo genere. Questa è la vera riforma. Devono conoscere cos'è l'età evolutiva. Ma non c'è nel percorso di studi di coloro che diventano insegnanti, non c'è questo insegnamento. Come se un meccanico diventa meccanico senza sapere niente di meccanica, ma quanto mai? Bene, poi i ragazzi passano. Dunque la comparsa della sessualità poi non è uguale per maschi e femmine, perché dovete sapere che la nostra soggettività, quando noi diciamo io, stiamo dicendo una parte di noi stessi. E giustamente Freud dice l'io non è padrone in casa propria. Accanto all'io, ben più potente dell'io, c'è la specie,
E l'economia della specie non coincide con l'economia dell'io. La specie ti fa nascere, crescere, generare e morire. La specie è molto interessata alla generazione, perché questo fa parte della continuità della specie. Così come è interessata alla tua morte, perché quando non puoi più generare, all'economia della specie non interessi più. E quindi ti induce alla morte. Goethe rappresenta, queste cose i greci lo sapevano. Goethe rappresenta la specie come una grande danzatrice, attaccato al suo corpo ci sono gli individui, noi, e nella sua danza sfrenata li perde senza fedeltà e senza memoria. Alla specie non interessa, gli individui sono per lei interessanti solo nel momento generativo, per il resto non gli interessano più. E allora prendiamo, non so, una donna che deve generare, mettiamo a confronto queste due situazioni. Una donna che deve generare deve assistere alla deformazione del suo corpo, che non è la cosa più bella del mondo, poi al trauma della nascita, che non è solo del nascituro ma anche suo, poi alla soppressione del suo tempo e del suo sonno, perché il bambino ha bisogno di cure perenni, poi magari alla perdita del lavoro, con la perdita del lavoro la perdita della socializzazione, e magari anche la perdita dei suoi amori, che magari non erano limitati nel bambino, non erano limitati al bambino o al marito. Dal punto di vista dell'economia del Dio è una perdita secca, dal punto di vista della specie è un guadagno totale, mettere al mondo un figlio. E le ragazze avvertono questo conflitto quando incomincia il ciclo mestruale va a vantaggio della specie. Ma loro in quel momento stanno costruendo un loro io, stanno costruendo una loro bellezza, si mettono davanti allo specchio, si truccano, si guardano per diventare simpatiche, per diventare suscettibili di sguardi, di attenzione, di curiosità. Mentre stanno costruendo il loro io, vedono che il loro corpo va in un'altra direzione. Questo crea un conflitto di cui i maschi non hanno neanche la più pallida idea, per cui vengono su come tronchi, a differenza invece delle femmine che invece lo vivono questo conflitto, non lo raccontano come ve lo sto raccontando io, ma lo sentono la conflittualità. Proprio perché sentono la conflittualità, in quell'età le ragazze sono molto più sveglie, molto più intelligenti dei maschi, perché quando c'è conflitto c'è ricerca di soluzioni, quindi si sviluppa l'intelligenza. Se invece non c'è conflitto, perché devi sviluppare l'intelligenza? Ecco, e infatti a scuola vanno molto meglio loro dei maschi, e anche all'università, ve lo posso garantire. Poi nella donna si sviluppa un'intelligenza, non hanno solo l'intelligenza logico-matematica le donne, come invece i maschi. L'intelligenza logico-matematica è quella che si insegna a scuola, va benissimo che si insegni quella perché è la più utile per la comunicazione e la comprensione reciproca. Ma di intelligenza ce ne sono tante, non c'è solo quella logico-matematica. C'è l'intelligenza musicale, c'è l'intelligenza artistica, c'è l'intelligenza psicologica, c'è l'intelligenza linguistica, c'è l'intelligenza somatica. Un campione di calcio non ha bisogno di fare un ragionamento per stabilire il rapporto tra distanza e potenza, lo sente nel suo corpo e fa gol. Intelligenza somatica. Ora, la scuola si occupa di queste diverse intelligenze o no? No, non se ne occupa, si occupa solo di quella logico-matematica. Invece dovrebbe occuparsi anche di queste, perché se io ho un'intelligenza artistica e a scuola mi si insegna quella logico-matematica, benissimo che mi si insegni quella logico-matematica, ma mi si prenda da là dove sono. Io devo partire da quella artistica per arrivare a quella logico-matematica. Non si deve pretendere che io impari la logico-matematica a prescindere dalla qualità della mia intelligenza. Le intelligenze vanno curate,
bisogna che i professori si mettano a leggere un po' qualcosa. C'è Howard Gardner che ha scritto dei bellissimi libri dal titolo Forme Mentis, le varie forme della mente, oppure intelligenze multiple. Queste cose i professori le devono conoscere, devono sapere. Questa è una mentalità artistica. Allora il suo avvicinamento a quella logico-matematica deve avvenire con una gradualità e con un'attenzione che non è quella di chi ce l'ha già ab origine nella sua testa, questo tipo di intelligenza. E i quozienti di intelligenza toglieteli di mezzo, perché il quoziente di intelligenza ti misura solo l'intelligenza logico-matematica, non ti misura nient'altro. Per cui un artista sarebbe uno scemotto per l'intelligenza logico-matematica. Non badate a queste cose. Beh, tutto questo nella scuola non avviene minimamente. E siccome non avviene, a scuola ci sono i disadattati, perché non si è guardato da che tipo di intelligenza parti per arrivare a quella logico-matematica. Stavo dicendo poc'anzi che le donne hanno diversi tipi di intelligenza, hanno l'intelligenza logico-matematica, poi tendenzialmente, io generalizzo, non tutti saranno così come le sto dicendo, ma tanto per avere delle direzioni di comprensione. Poi oltre all'intelligenza logico-matematica, le donne sono portate anche a un'intelligenza intuitiva. L'intelligenza intuitiva è un'intelligenza irrazionale, non è logico-matematica, in cui capisci come va a finire una certa situazione, cosa c'è dietro l'angolo. Così come hanno un'intelligenza sentimentale molto più sviluppata di quella dei maschi, perché il sentimento non è solo una cosa che si sente, il sentimento è una facoltà cognitiva. Se una mamma ha in braccio un bambino che piange, lei sa perché piange, perché lo sa, perché lo ama. Se viene lì una persona qualsiasi, dice cosa c'ha da piangere sto bambino e cerca la causa, no? Deve cercare la comprensione lì. Quando due ragazzi sono innamorati, danno al linguaggio che utilizzano un significato eccedente, un'ulteriorità semantica rispetto all'uso abituale del linguaggio. Capiscono solo loro cosa stanno dicendo usando quelle parole che sono comuni a tutti, ma gli danno di più di significato. Perché? Perché si amano. E l'amore fa capire di più. Bene, quando una donna utilizza un'intelligenza intuitiva o un'intelligenza sentimentale, il marito cosa gli dice? Ma ragiona, cioè la riporta lì, no? La riporta al pensiero logico-matematico. Ragiona quando è una persona educata. Quando invece è maleducato gli dice ma tu sei pazza. E così si fa. Perché? Perché siccome tu sei privo di una facoltà, allora automaticamente fai diventare egemone la tua forma mentis e tutte le altre forme mentis non vengono assolutamente comprese. E allora sono pazzi, tutti gli altri sono pazzi. Andiamo avanti. Quanti femminicidi originano da qua? Quanti femminicidi originano da qua? Bene, ho detto che la scuola non educa, perché cosa vuol dire educare? Educare vuol dire portare un bambino dalla pulsione all'emozione. Dunque, tutti quanti partiamo dalle nostre pulsioni, no? I bambini non è che cominciano a vivere ragionando, sono spinti da pulsioni. Perché un altro concetto. Dunque io non sono qui a insegnarvi niente, sono qui a smobilitare un po' di idee che sono abitudini mentali così radicate che non vi consentono di capire niente. Allora, sono qui a muovere le idee. La filosofia non sa niente, il suo compito è solo di inquietare la mente in modo tale da muovere le idee che abbiamo in testa, perché se non si muovono si addormentano, si strutturano come abitudini mentali da cui non si esce perché ci hanno protetti tutta la vita e quando siamo vecchi li chiamiamo anche principi, per giunta. Bene, muoviamo la mente. Gli uomini non hanno istinti, perché l'istinto è una risposta rigida a uno stimolo. Rigida, mi interessa questo aggettivo, rigida. Se io faccio vedere un pezzo di carne a una mucca, la mucca non lo mangia. Se le faccio vedere
un covone di fieno lo divora. Risposta rigida. E proprio perché gli animali hanno istinti, non hanno storia. Gli uomini non hanno istinti, hanno pulsioni a meta indeterminata, quindi non reagiscono allo stimolo in modo coatto, hanno una pulsione a meta indeterminata. Anche il famosissimo istinto sessuale è così poco istintivo che io in presenza di una pulsione sessuale posso dedicarmi a tutte le perversioni, cosa che non sembra sia concessa agli animali, oppure posso assegnare una meta non sessuale all'istinto sessuale, alla pulsione sessuale, cioè fare un'opera d'arte, scrivere un romanzo, produrre una poesia, quello che Freud chiama sublimazione. Proprio perché non abbiamo istinti noi abbiamo bisogno di educazione. L'educazione è proprio l'elemento che caratterizza la carenza istintuale. Perché gli animali non hanno bisogno di educazione? Perché appena nati sanno già quel che devono fare per tutta la vita. Perché non hanno storia? Perché c'è l'istinto che li governa. Perché non hanno bisogno di istituzioni? Perché hanno l'istinto che stabilisce la loro convivenza. L'uomo invece, proprio perché non ha istinto, ha bisogno di educazione, perché ha pulsione a meta indeterminata, e allora bisogna coordinare le varie mete, in modo tale da poter convivere. E questo è il compito dell'educazione. E poi ha bisogno di istituzioni, perché per convivere bisogna stare a regole comuni. E gli animali non hanno bisogno di questo perché hanno gli istinti, ma noi non ce li abbiamo gli istinti, abbiamo pulsioni a meta indeterminata e allora abbiamo bisogno di istituzioni che ci consentono di convivere con la minor conflittualità possibile. E però continuiamo a dire che l'uomo è un animale ragionevole. Non è un animale ragionevole, perché gli manca la prima caratteristica degli animali, che è l'istinto. Vabbè, adesso finiamo di arrabbiarci, perché non so perché mi arrabbio così tanto stasera. Ma così. Dunque, no, perché sono anche un po' stufo di ripetere queste cose all'infinito. Sono anche un po' stufo, anche perché poi tutto quello che dico la gente capisce solamente quello che va d'accordo con quello che già c'è in mente. Non è disposta a muovere un'idea neanche a pagarla. Per cui dice, ma cosa sta a parlare continuamente? Basta, non parlare più niente, che il mondo vada pure a rotoli. Però una piccola scossa al pensiero potremmo anche darla, no? Allora, i ragazzi vengono a scuola e la prima cosa che li spinge a vivere è la pulsione, che non è l'istinto di conservazione, è la pulsione che induce a vivere, finché dura questa pulsione, perché può anche indurre a morire. Gli animali non si suicidano. Perché? Cioè, basta dire che l'uomo è un animale ragionevole. Allora, vengono a scuola con delle pulsioni. E le pulsioni sono caratterizzate dal fatto che l'insorgere della pulsione ti fa compiere dei gesti e questi gesti possono essere anche dei gesti violenti che si mettono in atto nei confronti delle persone più deboli. Abbiamo a che fare insomma con i bulli, quelli che si chiamano bulli, i quali sono poveri di linguaggio, poveri, però frequentano i gesti, perché quando non hai le parole utilizzi le mani, i gesti per esprimerti, no? Ecco, cosa fa la scuola con i bulli? Li sospende. Ma siamo pazzi. Se uno è rimasto a livello pulsionale, lo devi tenere a scuola il doppio del tempo per fargli compiere il passaggio dalla pulsione all'emozione. E che cos'è l'emozione? L'emozione è la risonanza emotiva che io provo nei confronti dei miei comportamenti. I bulli non provano nessuna emozione quando bastonano un immigrato che dorme sulla panchina, non provano nessuna emozione quando buttano giù dalla carrozzella un handicappato, non provano emozioni.
e la scuola li sospende. Ma allora che istituto educativo è la scuola? Devi insegnargli le emozioni. E per questo non è necessario ricorrere agli psicologi, bastano gli insegnanti che abbiano l'empatia per questi insegnanti, ma di questo ne parliamo dopo. Le emozioni, se uno non ha una risonanza emotiva dei propri comportamenti è un soggetto pericoloso. Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirli perché ciascuno li sente, usa il verbo sentire, li sente naturalmente da sé. Non è più vero che i ragazzi di oggi sentono naturalmente da sé la differenza tra parlare male di un insegnante, cosa che abbiamo fatto tutti, o di prenderlo a calci. Adesso ci provano anche i genitori. Oppure che sentono davvero la differenza tra corteggiare una ragazza o stuprarla. Non sto esagerando, perché quando mi capita di dover leggere per ragioni giornalistiche le risposte che questi ragazzi danno ai giudici che li interrogano, sono risposte disarmanti. Sono risposte sul tipo: ma cosa abbiamo fatto di strano? Io sono convinto che quando danno queste risposte sono sinceri. Cosa abbiamo fatto di strano? Cioè non hanno la risonanza emotiva dei loro comportamenti, non sanno distinguere ciò che è grave e ciò che grave non è, non sentono la differenza tra il bene e il male. Cosa abbiamo fatto di strano? Mi ricordo una volta che sono andato a intervistare nel carcere di Borghera quei ragazzi che buttavano i sassi dalla cavalcavia. E dicevo: cosa facevate lì? Insomma, noi giocavamo a bingo. E ho capito, ma sotto c'erano delle macchine, nelle macchine c'erano delle persone. E vabbè. Ecco, e vabbè, cosa vuol dire? E vabbè. Cioè non hai la risonanza emotiva di quello che stai facendo. La scuola, nei primi anni, soprattutto nelle elementari e anche nelle scuole medie, deve aiutarli ad arrivare alla risonanza emotiva dei suoi comportamenti. Lo fa la scuola italiana? Non lo fa. Quindi la scuola italiana non educa. Quando hai acquisito la risonanza emotiva, non basta, deve arrivare anche all'acquisizione dei sentimenti. I sentimenti, anche qui muoviamo qualche idea, non è che ce li abbiamo per natura i sentimenti. I sentimenti si imparano, i sentimenti sono un prodotto culturale. Ma questo non lo dico io, da sempre. Alle tribù primitive, per esempio, insegnano la differenza tra il sacro e il profano, tra il puro e l'impuro, tra il totem e il tabù, attraverso miti, racconti, narrazioni, in modo tale che tutti i membri del clan, del gruppo, acquisiscono la differenza tra ciò che è possibile fare e ciò che non si deve fare, la differenza tra tutte queste cose, attraverso racconti. Devi fargli sentire la differenza tra il bene e il male e via di seguito. I greci nell'Olimpo cosa avevano fatto? Un grande scenario di tutti i sentimenti e le passioni umane. Zeus era il potere, Atena era l'intelligenza, Afrodita la sessualità, Apollo la bellezza, Ares l'aggressività, Dionise la follia. Queste cose le impari, non le sai. I sentimenti sono una dimensione molto evoluta, una dimensione culturale. I nostri sentimenti non sono i sentimenti di un musulmano, non sono i sentimenti di un indù, non sono i sentimenti di quelli che abitavano l'America Latina prima che arrivassero gli spagnoli a farli fuori. No, i sentimenti si imparano dalla tua cultura. Bene, noi non possiamo più ricorrere ai miti, però abbiamo quel serbatoio grandioso che si chiama letteratura, perché la letteratura ti insegna com'è il dolore in tutte le sue forme, declinazioni e coniugazioni, che cos'è l'amore, dalle passioni al dolce stil nuovo, alla delicatezza, al romanticismo, che cos'è l'angoscia, cos'è il coraggio, cos'è la speranza, cos'è la disperazione, cos'è il suicidio. Queste cose le impari. E allora la scuola deve smetterla di riempirsi di computer, perché deve riempirsi di letteratura, insegnare i sentimenti ai ragazzi,
perché solamente in questa maniera tu fai un'operazione di formazione, perché dalla prima elementare a 18 anni la scuola non deve insegnare competenze, non deve fare scuola lavoro, deve formare l'uomo, perché se non lo formi in quella stagione lì non lo formi più. Le competenze le acquisisci quando vai all'università. Prima fai l'uomo, perché se hai competenze, sei una carogna, perché non hai ancora acquisito una dimensione umana dentro di te, ti raccomando i tuoi subordinati, in che condizioni vengono a trovarsi. Sentimenti si imparano. C'era Clifford Stoll, quello che ha fatto diventare mondiale il fenomeno dei computer negli anni 60, che ha scritto un libro nel primo decennio del 2000, un eretico high-tech intitolato, edito da Garzanti, in cui dice sì, io ho introdotto i computer, non posso parlarne male, è la mia invenzione. Se imprenditori o amministrazioni pubbliche pensano di risolvere meglio i loro problemi con il computer, che li prendono anche a iosa, ma nella scuola mai. Alla domanda dell'intervistatore, sì, ma se uno ha dei professori che non sono all'altezza, dei cattivi insegnanti, almeno col computer può acquisire delle informazioni che la scuola non gli dà. La risposta di Stoll dice no, i cattivi insegnanti si cacciano, si licenziano e si assumono quelli buoni. Lo fa la scuola italiana? No. Perché? Perché i professori sono di ruolo. Sono di ruolo. A Milano le scuole parificate, che costano, hanno avuto quest'anno un incremento del 30% di studenti, che corrisponde alla diminuzione delle scuole pubbliche. Perché? Perché le scuole private, parificate, io sono per la scuola pubblica, in maniera assoluta, ma le scuole parificate hanno dei vantaggi, che loro possono scegliere i professori, e scelgono quelli buoni, per essere una buona scuola, per fare concorrenza alle altre. Dopo 3 mesi li possono licenziare. Se è così, sei incerto, li puoi tenere 1 anno e poi li puoi licenziare. Se invece sono buoni, te li tieni a vita. Perché loro devono avere questo privilegio di poter licenziare i professori, invece quelli statali non si possono licenziare? E se un professore non funziona, lo sanno gli studenti, lo sanno i genitori, lo sa il preside, lo sanno i colleghi, lo sanno tutti, ma è di ruolo. E allora? E allora la garanzia di demotivare gli studenti per 40 anni finché non va in pensione? Io ho l'intenzione, ho l'impressione che come si sta spostando la sanità dal pubblico al privato, a Milano ormai sono rimasti solo 2 ospedali pubblici, Niguarda e il Policlinico. Per il resto sono tutti convenzionati, tutti privati. E adesso ho visto che ultimamente che i soldi che si danno alla sanità li si danno ai privati per evitare le code. Sempre a loro si danno i soldi. Lasciamo perdere. Come c'è uno spostamento dal pubblico al privato, così anche nella scuola succede di fatto. Perché? Perché il privato offre un'offerta di insegnamento migliore, i professori migliori. Dunque, per una scuola che educa è necessario, primo, che le classi siano fatte di 12-15 persone, perché se sono 30 hai già stabilito a priori che non puoi educare. Come fai a educare 30 persone? Come fai a capire la differenza della loro intelligenza? Come fai a seguirli a uno? Ti accorgi dei processi psicologici del loro percorso adolescenziale? No. Se ne hai 12 o 15, sì. Ma questo comporta una spesa dello Stato. Ma allo Stato interessa che i giovani crescano bene o no? Interessa questo? Penso di no. Penso anzi che la scuola italiana abbia avuto proprio questo brutto problema, che non è mai stata pensata per l'educazione dei giovani, ma è sempre stata pensata per dare posto di lavoro ai professori, i quali sono pagati pochissimo, ma per tutta la vita. Sono di ruolo.
per tutta la vita, ma questo non è un modo di organizzare un processo educativo, non è un modo. Poi, dopo avere 12 o 15 studenti in classe, bisogna anche selezionare i professori. Com'è che si diventa professori oggi? Ci si laurea, poi si fa un'abilitazione, un concorso e poi sei in cattedra se l'hai vinto. Cosa misura il concorso? Misura il tuo livello culturale, quando ce la fai, intendiamoci. Perché c'è anche i professori che non sanno la loro materia. Ma diamo per buono che misura il livello culturale. È sufficiente? No. Insegnare non basta sapere, perché come dice Platone la mente si apre quando hai aperto il cuore. E come fanno ad aprire il cuore? Cari professori, per aprire il cuore dovreste essere empatici. E come facciamo a sapere se uno è empatico o no? Ci sono i test che misurano il livello di empatia, come si fa nei paesi nordici. Se non sei empatico non fai il professore, ma anche per te, perché deve essere un supplizio anche per te andare ogni giorno a scuola alle 8 senza un minimo di empatia per i ragazzi che hai di fronte. L'empatia è una condizione essenziale. Che cos'è l'empatia? È la capacità di leggere quello che passa nella mente e nel cuore di una persona che è di fronte. Quando succede qualche suicidio giovanile e la televisione lo fa vedere magari per i suoi tratti eclatanti, fa bene la televisione non far vedere tutti quelli che si uccidono tutti i giorni per evitare processi imitativi, ma quando lo fa vedere poi interroga i professori rispondono: ah, ma chi l'avrebbe mai detto? A me sorge subito la domanda: ma li hai guardati negli occhi sti ragazzi che ce li avevi davanti tutti i giorni? Li hai mai guardati negli occhi? No. Poi il test di empatia è essenziale secondo me. Se non sei empatico non fai il professore, così come uno che è alto 1,50 non gli viene in mente di fare il corazziere. Tu non sei empatico, non fai il professore, fai qualcosa d'altro. Mi ha scritto un preside dell'Italia meridionale che dirige un plesso di studi di 1500 studenti che fanno tutti istituti tecnici, che mi ha scritto che il 40% dei professori sono dei professionisti falliti. Bel servizio, fallisci, allora vai a scuola. No, non si fa così. Poi l'altro 40% dice che conta gli anni che gli mancano alla pensione come i militari il giorno del congedo, e il 20% senza lode e senza infamia. Ma può andare avanti così una scuola? Cosa vuol dire le riforme della scuola che cambiano l'esame di maturità, gli cambiano il nome dell'esame, adesso non si chiama più di maturità, si chiama di Stato. Dove sono promossi tutti? Perché sono promossi tutti? E perché se non sei promosso i genitori ricorrono al TAR. E allora i professori, per non passare le vacanze in tribunale, cosa fanno? Li promuovono tutti, così non hanno rogne. I genitori devono stare fuori dalla scuola, fuori in maniera assoluta. Nelle scuole superiori non ci devono essere genitori. Nelle scuole superiori i genitori lasciateli nelle scuole elementari dove la vita lì è ancora da maternaccia. Lasciatele se volete nelle prime 2 classi delle medie inferiori, ma poi fuori. Anche prima di tutto perché non emancipi tuo figlio. Innanzitutto tu, caro genitore, non sei interessato alla formazione di tuo figlio, sei interessato solo alla sua promozione. E se non sei promosso, se non è promosso ricorri al TAR. No. Secondo, se tu proteggi tuo figlio, tu non lo emancipi. Bisogna che nelle scuole superiori il ragazzo che ha un problema non è che deve mandare il genitore il quale parla col professore del problema del ragazzo, ci va lui a parlare col professore, ma bisogna che il professore lo ascolti. Io prima di andare all'università ho insegnato 15 anni in tutti gli ordini di scuola, dalle scuole medie inferiori, istituti tecnici, magistrali, licei scientifici e classici. Poi non ho potuto più dei miei colleghi, sono andato all'università, dove non ho trovato di meglio, intendiamoci, però insomma ero un pochino più libero. Bene, lì
Quando insegnavo al liceo, avevo sospeso l'ora di ricevimento dei professori e ricevevo direttamente gli studenti. Naturalmente ho levato una nota al provveditorato in cui diceva: guarda che si avverte il professor Galimberti che se non riapre la scuola, se non riapre l'ora di religione, bisogna prendere provvedimenti che arrivano fino alla sospensione del ruolo. E io ho aperto l'ora di ricevimento. Poi venivano i genitori: come va mio figlio? E la mia risposta era solo questa: se non lo sa lei che ci vive insieme da 17 anni, cosa posso sapere io che lo vedo 3 ore alla settimana? Non sono più venuti e io ho potuto ricevere di nuovo gli studenti. I professori devono passare, invece di passare i pomeriggi a fare le riunioni dei consigli di classe, li passino a parlare con i loro studenti. Ma ci sono gli psicologi, meglio i professori. Ma io non sono psicologo. Sei un uomo, hai capacità umane, perché se non ce le hai non fare neanche il professore. Poi i professori dovrebbero fare anche una scuola di teatro, perché la cattedra è un palcoscenico. Perché se racconti la Divina Commedia come fa Benigni, oppure ti incaronisci sulla battaglia di Campaldino, pagina 51, nota 30, non stai facendo una bella cosa. I ragazzi non leggeranno mai la Divina Commedia. Non devono mai uscire a mangiare la pizza con gli studenti, professori, perché quel giorno lì diventi uno di loro. E l'autorità che loro ti hanno dato, e te la danno gli studenti l'autorità, l'autorevolezza, se appena sei bravo, te la tolgono. Il successo di Dio è che nessuno l'ha mai visto. Pensate, se Dio viene a cena con noi, non è più Dio, no? Non è più Dio. Bene, questo è un po' il disastro della nostra scuola. Non vedo rimedi. Sono riforme che non si possono fare e quindi continueremo in questa situazione. Poi i risultati però si vedono nelle condizioni dei nostri ragazzi, si vedono nell'abbandono scolastico, che è notevole in Italia, si vede nel livello di competenza. L'Ocse ha detto nel 2021, l'ultimo dato che ho, poi ci sarà anche quello del 2022 ma non lo so, ha detto che il 70% degli italiani sa leggere ma non capisce cosa legge. Quello che i giovani oggi sanno, lo sanno perché l'hanno visto o l'hanno sentito, ma non perché l'hanno letto. Se non si legge, noi stiamo dando dei colpi tremendi al nostro cervello, perché quando tu leggi, il tuo cervello deve fare un lavoro interessantissimo, che consiste nel produrre un'immagine dal segno grafico. Per esempio, c'è la parola cane, C-A-N-E, non assomiglia a un cane. È il tuo cervello che deve tradurre il segno grafico C-A-N-A, C-A-N-E, nell'immagine del cane. Questo è il lavoro della lettura. Bene, si comincia a disabituare a leggere fin dalla prima elementare. Quando io facevo l'elementare non c'era neanche una figura sul sillabario. Adesso sono pieni di figure. E quindi tu già dall'inizio disabitui il tuo cervello a tradurre i segni grafici in immagini, che è un impoverimento pazzesco. Non parliamo poi dei telefonini che neanche più le emozioni sei in grado di descrivere, perché ti basta mettere lì una faccetta che si incarica lei di esprimere le emozioni che provi, no? E questa è una bella regressione che io dico, è una regressione che sembra di essere tornati ai disegni rupestri dei primitivi. Né più né meno. La lettura è fondamentale, ma nessuno più legge. E se legge non capisce. Le prove invalsi dell'anno scorso, no, di quest'anno, hanno fatto vedere che in terza media un alunno su 2, quindi il 50%, non capisce cosa legge. Però è promosso lo stesso. Scuola dell'obbligo si promuove.
Voi pensate che una società con questi livelli culturali possa avere un futuro? Sperate, usate quella speranza famosa di cui ho parlato all'inizio. Chiudo facendo una piccola considerazione. I ragazzi tra i 15 e i 30 anni hanno il massimo della potenza biologica. Sono belli e sono forti. Più belli dei vecchi e più forti dei vecchi. Potenza biologica. E infatti il mercato cosa compra dai giovani? Bellezza e forza. Quel motivo un po' abusato, ma secondo me appropriato, nella sua semplicità, veline e calciatori, non è sbagliato. Hanno il massimo della forza, della potenza sessuale tra i 15 e i 30 anni, ma non riproduttiva, nel senso che sei idoneo a riprodurre gli organi sessuali, arrivano a maturazione per la riproduzione intorno ai 13-14 anni, però tu un figlio lo puoi mettere al mondo tra i 30 e i 35, giù di lì, nella nostra cultura, no? Poi ci si lamenta della denatalità, per forza. Non basta dare una mancia a chi fa il terzo figlio. Bisogna creare le condizioni perché si possa uscire di casa, si possa avere un lavoro a tempo indeterminato che consente di avere un mutuo in case che non abbiano prezzi astronomici come a Milano. Solo a queste condizioni si può pensare che la gente metta al mondo i figli. Non dando una mancia al terzo figlio, non serve proprio a niente. Ma noi siamo appunto in una struttura economica che non ti consente di mettere al mondo figli finché non arrivi a 30, 35, 36, 40 anni. Naturalmente dopo subentrano tutti quei problemi di fecondazione artificiale, omologo, eterologo, con tutte le belle chiacchiere che si fanno e le divisioni politiche che si determinano. Jacques Maritain, che era un filosofo cattolico, aveva scritto a Paolo VI, che allora era Papa. Sapete perché devo precisare tutte le cose? Perché nessuno sa più niente. Se dico Paolo VI, uno pensa a un re del Medioevo. Lo so che è così, lo so, è inutile fare discorsi. Io sono completamente demotivato a questo punto. Non so neanche perché vado avanti a parlare. Andiamo avanti. Aveva scritto a Paolo VI che la nostra civiltà ha creato degli angeli che Dio non aveva previsto, che sono i giovani. Non è che i giovani facciano gli angeli, però una sessualità che non è altro che la ripetizione di se medesima, è una sessualità che alla fine viene a noia. Non crediate che i giovani facciano così tanto l'amore, sono i vecchi che hanno invidia e che pensano che, ma non è così. Non è così. È uscito un bellissimo libro adesso di Luigi Zoia, uno psicanalista che però è stato presidente dell'Internazionale degli psicanalisti, ha fondato delle comunità in Cina, ha raccolto statistiche in America. Vabbè, che è intitolato Il declino del desiderio, è riferito proprio ai giovani. Non è che facciano tutte quelle cose che avete in mente voi che i giovani fanno, no, non è così. Perché è una sessualità che non ha finalità, che non dico che il fine della sessualità debba essere la riproduzione, Dio me ne guardi, ma una sessualità che ripete se stessa nella sua insignificanza diventa alla fine noiosa. E poi i ragazzi dai 15 ai 30 anni hanno il massimo di potenza ideativa, massimo della potenza ideativa, poi si va giù e dopo i 30 anni si perde. Non so, Leopardi ha scritto L'Infinito che aveva 21 anni. Einstein ha fatto la sua formula trovata a 24 anni, non a 60. Google e quell'altro che ha inventato Apple hanno fatto questa trasformazione radicale del mondo con le loro ideazioni nei garage di casa quando avevano dai 20-30 anni. È lì il massimo della potenza ideativa. Io stesso devo riconoscere che ho pensato una sola cosa quando ho scritto a 24 anni un libro intitolato Il tramonto dell'Occidente, rubando il titolo a Spengler.
E dopo cosa ho fatto? Non ho fatto altro che andare a vedere tutti i luoghi in cui questo tramonto si annuncia, si afferma e si constate e si tocca con mano. Non ho pensato altro. L'idea te ne avrai una nella vita, non ne hai 100 a settimana o al mese o ad anni. Cosa facciamo noi dei ragazzi dai 15 ai 30 anni? Facciamo fare lavoro in affitto, lavoro a progetto, lavoro co-co-co, quando non gli facciamo fare le fotocopie. No, tu li devi assumere i giovani e stare ad ascoltare le loro ideazioni, che non saranno strutturate come nelle persone più in là negli anni, ma sono nuove. E se una società fa meno del settore sociale, che ha il massimo della potenza biologica, massimo della potenza sessuale, massimo della potenza ideativa, che futuro ha? Qui è responsabile anche la medicina, che ha tirato la vita al di là di ogni misura. Non so, una volta c'erano i padri e i figli, no? C'era un ricambio organico, moriva il padre, il figlio riceveva l'eredità, la casa, il ricambio organico. Adesso deve aspettare che muoia il nonno, perché la medicina non è che ha allungato la vita, ha allungato la vecchiaia, in modo che tu assista fino alla fine dei tuoi giorni alla decomposizione del tuo corpo da vivo, in maniera tale che ti possa divertire a vedere il disfacimento del tuo corpo. Non lo so se sia una cosa bella. Quando io vedo certe scene di queste persone che vanno in giro in una condizione spaventosa, con un'Ucraina che li tiene sotto braccio, col telefonino dall'altra parte, ma è vita questa qua, la medicina ha allungato la vecchiaia, non la vita, la vecchiaia ha allungato, in modo tale che tu paghi tutti i conti che hai sospeso con la tua vita. Poi alla fine te ne vai. E le generazioni sono diventate 3. Il potere in mano a quelli che una volta sarebbero stati i nonni. Poi ci sono i figli dei nonni, che sono i padri, che hanno 50, 60 anni, che aspettano che muoiano i nonni. E i giovani sono giovani fino a 50 anni. Ma è possibile essere all'università ricercatore a 50 anni? Cosa vuoi ricercare a 50 anni? La curiosità ce l'hai in quell'età molto più giovane, no? Cosa vuoi pensare in termini ideativi? Quanto entusiasmo hai addosso a quell'età e quante frustrazioni hai già patito? Dai, non può andare avanti una società in questa maniera. Per quanto riguarda poi la biologia giovanile, guardate che la biologia io la assumo come misura della storia. Io sono convinto che noi italiani siamo razzisti. Inutile dire no, io non sono razzista, però in quel però c'è tutto il tuo razzismo, stai tranquillo. Stai tranquillo. In cosa consiste questo razzismo? Non consiste tanto nel fatto che questi che arrivano da noi, cioè, sto pensando a una cosa, vi immaginate, per esempio, il sindaco di Londra è un musulmano, ve lo immaginate un sindaco musulmano a Milano o a Roma? E non è che è un paese regredito l'Inghilterra, no. C'è un presidente, c'è un capo del governo che è un pakistano. Vi immaginate un pakistano capo del governo? L'Inghilterra ha fatto una società multietnica, anche noi non possiamo fare a meno di diventarlo, punto a capo. Ma noi abbiamo paura. Non perché gli immigrati ci portano via lavoro. Cercate chi va a fare il cameriere del ristorante il sabato, il venerdì, il sabato e la domenica, non si trovano. E neanche perché stuprano le nostre donne, su questo siamo bravissimi anche noi, non c'è problema. Il problema è che il nostro inconscio sente che sono biologicamente più forti di noi. Perché vedete uno che parte dalla Nigeria, si fa 3 anni di deserto, su 100 persone ne arrivano al massimo 15 o 20 in Libia, gli altri muoiono, ma nel deserto non ci sono le telecamere. Arrivano in Libia, si fanno 2 anni di lavori forzati e vanno in quelle prigioni che ogni tanto le televisioni ci hanno fatto vedere.
Poi terza tappa, si prende un barcone e si cerca di arrivare qua. Ce l'abbiamo noi sta forza? No, non abbiamo questa forza né a livello biologico né a livello psicologico. E secondo me il livello biologico è il livello fondamentale per stabilire il declino di una società. Quando io insegnavo al liceo, nel libro di storia c'era scritto che l'impero romano è crollato per la corruzione dei costumi. E io, per fare il professore intelligente, dicevo non guardate queste cose, facciamo una bella storia economica di Roma antica. Sbagliavo su tutta la linea. L'impero romano è crollato per la corruzione dei costumi, per l'infrollimento della società. Non lavorava nessuno, tutti che vivevano con le derrate alimentari che arrivavano dalle colonie. Passavano il tempo al circo, a vedere i giochi, i massacri o ai postriboli. Dopo 100 anni di impero hanno dovuto importare barbari per fare la canalizzazione delle acque, poi hanno dovuto importare barbari per fare le legioni perché i romani non erano in grado più di combattere, e dopo 3 secoli avevano un imperatore barbaro, punto, Diocleziano. È così che va la storia. Le popolazioni biologicamente più forti vincono su quelle biologicamente più deboli. Fine. Ecco qui il fondamento razzista che sentiamo dentro di noi. Questa paura abbiamo, non tanto delle cose che si dicono, quanto piuttosto. Guardate anche le squadre di calcio, sono più i neri che i bianchi. Nell'atletica vincono tutto loro. Grazie. Ringraziamo davvero di cuore Umberto Galimberti per questa serata straordinaria. Ringraziamo tutti voi per essere stati qui, tutto il pubblico numerosissimo che ci ha seguiti da casa. 2 parole solamente per ricordarvi i prossimi appuntamenti del Festival Educhiamoci, che continua ancora domani e dopodomani. Domani avremo Erika Francesca Poli alle 10 collegata con noi. Nel pomeriggio alle 17:30 la dottoressa Anna Oliverio Ferraris e alla sera alle 20:30 Pier Giorgio Odifreddi. Allora, il professore è uscito, ma ha piacere di informarvi che se qualcuno di voi desidera il suo autografo sul libro, lui è a disposizione, è contento di fermarsi per questa cosa e quindi lo trovate all'uscita. Io vi ringrazio ancora a nome del Comune di Vittorio Veneto, a nome dell'assessorato alle politiche scolastiche. Continua il nostro programma, lo trovate su www.educhiamocivittorioveneto.it. Grazie ancora a tutti, buona continuazione di serata, arrivederci.